Buongiorno a tutti cari amici, sono molto lieto di essere qui di nuovo con voi in un'atmosfera così cordiale e cortese e di parlare di cose che ci accomunano, che ci impegnano piuttosto anche concretamente nella nostra vita di ogni giorno. Io qui sono partito con l'intenzione di dare una visione complessiva dell'articolazione sintassonomica delle vegetazioni umide d'Italia, partendo dal presupposto, che per me è quasi un dogma, se mai possono esistere dei dogmi in ambito scientifico, che tutta l'azione di monitoraggio, di ricostituzione delle vegetazioni che vedono molte regioni, molti gruppi impegnati in questa lotta per la difesa, per il ripristino, il restauro della biodiversità nazionale, non può prescindere da una conoscenza di dettaglio di quelli che sono appunto i modelli, i grandi modelli naturali, perché non si va da nessuna parte se si pensa di poter inventare quella complessità relazionale che è il punto d'arrivo delle dinamiche del territorio. Allora, io ho utilizzato un grande sforzo del collettivo scientifico degli scienziati della vegetazione del nostro paese, che stanno mettendo a punto, è un lavoro collettivo diciamo, ma che ha come i due leader principali il collega Biondi e Blasi, rispettivamente di Roma ed Ancona, che stanno mettendo a punto il prodromo della vegetazione italiana. Finalmente anche noi potremmo dire, come altri paesi, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, che disponiamo di una sinossi delle unità fondamentali che costituiscono gli elementi costitutivi della coltre vegetale del nostro paese, che è estremamente, come è noto a tutti, estremamente rilevante, con più di 7.000 specie che si organizzano in circa 250 serie dinamiche di vegetazione. Delle 75 classi di vegetazione, cioè il livello gerarchico superiore, la nostra è una scienza gerarchizzata e nelle scienze naturali se non si riesce a costruire sistemi gerarchizzati non si fa della vera scienza. Di queste 75 classi in cui si articola tutta la coltre vegetale del nostro paese, 15 sono inerenti alle vegetazioni fresche o umide, tenendo escluse, come dal mandato diciamo, di questo meeting, restando escluse le vegetazioni alofile o salmastre. 15 classi, quindi vi dovrete assorbire, ma è una premessa fondamentale, penso, di dare questo quadro di riferimento generale, 15 classi di vegetazione, che sono tratte da questo prodromo, con dei commenti che poi faccio io a parte. Delle riflessioni generali: le vegetazioni umide tendono a costituire popolamenti monodominanti. Quando ci si pone il problema della biodiversità, non è che le vegetazioni umide siano molto biodiversificate o biodiversificate in senso estremo rispetto ad altre. Le vegetazioni rupestri, dei gaioni, delle praterie magre, per esempio, lo sono di più. C'è questa legge fondamentale che sottende questo rapporto fra biodiversità e produttività di biomassa. Ecco, le vegetazioni umide tendono piuttosto alle grandi produzioni di biomassa, con una biodiversità piuttosto semplificata, perché le cenosi, i popolamenti tendono appunto a
essere costituiti da qualche grande specie monodominante. Sotto questo fatto c'è sottesa la legge del fattore limitante, che in questo caso è l'acqua. In compenso, però, appunto, molte di queste cenosi, igro e idrocenosi, producono appunto elevata biomassa che costituisce una vasta base trofica per gli animali, quindi si costituisce una piramide molto complessa e quindi la biodiversità va, diciamo, estesa a tutto il mondo dei viventi, a tutte le forme organiche, non limitatamente alle sole specie vegetali, perché da una considerazione puntuale delle sole forme vegetali non avremmo, fra parentesi, una giustificazione per difendere una biodiversità delle specie vegetali. Scarse sono per esempio le specie endemiche, ad eccezione di una classe che tratteremo dopo, molto numerose ormai le specie rare, ma la rarità dipende, non è un carattere intrinseco delle vegetazioni umide, ma deriva dal fatto che queste vegetazioni sono praticamente state quasi completamente annullate e distrutte nei decenni di bonifiche e di interventi. Le specie appunto acquatiche legate a questi ambienti umidi occupano i primi posti tra le specie minacciate presenti nelle liste rosse sia regionali che nazionali, seguite a breve distanza dalle specie psamofile, cioè dalle specie dei litorali costieri, a seguito della turisticizzazione, della balneazione e così via. Poi delle specie segetali legate alle specie antiche, le archeofite legate all'agricoltura, che sono state tema anche di un nostro incontro qui alcuni anni fa. Poi fanno seguito quello dei pascoli, in quanto con la dinamica naturale i pascoli si sono ridotti, le superfici pascolive si sono drasticamente ridotte a livello europeo, ma direi anche a livello mondiale. Però in ogni caso le specie legate ai biotopi umidi sono in testa per tasso di estinzione. Noi possiamo calcolare che c'è un tasso di estinzione a livello nazionale del circa 9%, tra il 9 e il 12%, varia da regione a regione, quindi abbiamo un tasso di estinzione di specie vegetali piuttosto notevoli, di cui si parla molto poco, e sono dati inquietanti. Io qui ho tirato fuori un interessantissimo, secondo me, documento cartografico che vi sarà probabilmente noto, che è la carta militare topografico-geometrica del Ducato di Venezia, redatta sotto la direzione di un ufficiale dell'esercito austriaco, Anton von Zach, che era entrato nei nostri territori dopo lo scioglimento della Repubblica Veneta, che va compilata tra il 1798 e 1805 alla strana scala di 1 al 28.000 Maroni Klafter dell'impero asburgico, in cui, a occhio, ma sono stati fatti da noi dei calcoli abbastanza precisi, si nota una riduzione di circa il 95% delle aree umide comprese fra il Veneto e il Friuli. 95% abbiamo perso delle zone umide. Da questa carta qui sotto, delle acque patavine che interessano una parte del Bacchiglione, questo fiume sopra qui in alto a destra, così meandrizzato, si nota, cioè è una carta la cui esecuzione, se si pensa all'età, è mirabile, di una precisione, di una bellezza di colori, di contrasti di colori incredibile. Si possono notare l'estensione delle zone umide che interessano tutto il complesso dei meandri,
e la quantità di siepi che sono intercalate nel tessuto. Se noi confrontiamo questa carta con l'attuale situazione, è facile essere preda, direi, quasi dallo sgomento di come è stato semplificato e banalizzato l'ecosistema. Ora dico, abbiamo fatto abbastanza guasti, abbiamo prosciugato a sufficienza. Questo 5% che ci rimane lo vogliamo amministrare bene, saggiamente mantenerlo ed eventualmente allargarlo? Mi pare che per noi la risposta è ovvia. E cominciamo con la prima classe di vegetazione, piccole forme lenticolari, quello dei Lemnetea minoris, delle lenticchie d'acqua. Vedremo che l'articolazione di queste classi di vegetazione si basa soprattutto sulla ecologia e sulla struttura degli elementi costitutivi. Qua si tratta di forme abbastanza primitive di colonizzazione delle acque dei corpi idrici da parte fra le più piccole come si chiama, forme viventi vegetali, appunto le lenticchie d'acqua, non radicanti, chiamate per questo pleustofite, che colonizzano sia acque dolci che subsalmastre. Cenosi che sono molto esposte a pericolo e in essi troviamo una serie di specie molto rare, diventate molto rare, soprattutto nei sistemi di pianura, la Wolfia rizza, la Salvinia natans, l'Hydrocharis morsus rane, alcune delle quali non le ho mai viste addirittura perché sono ormai, è vero, non più reperibili, molto esposte alla eutrofizzazione di corpi idrici. Sappiamo che la pianura padana drena una quantità di inquinanti pazzesche, è una delle aree in Europa e nel mondo a più alta densità abitativa e demografica. Comincia a diffondersi, almeno da noi, la Lemna minuta, una specie neofita del Nord America, che è stata introdotta nelle nostre acque dagli sversamenti degli acquari. Anche qui si potrebbe parlare di quanto questo malcostume abbia contribuito all'inquinamento biologico dei nostri corpi idrici. Ecco, un'altra classe, anche sempre di specie non radicanti di pleustofite, che sono parzialmente sommerse e parzialmente galleggianti, di piccoli stagni e canali all'interno di torbiere acide e neutroalcaline, sono quelle degli Utriculariatea intermedio minoris, poco studiata, presente comunque nell'Italia settentrionale, minacciate dall'abbassamento della falda, dalla eutrofizzazione e dall'eventuale incespugliamento delle torbiere. Vedremo come questo incespugliamento va favorito da determinate condizioni. Molto diffusa è invece nelle nostre acque, è vero, o nostre acque interne, delle comunità radicanti, comunità rizofitiche, quindi quelle che abbiamo visto sono pleustofitiche galleggianti, queste sono invece radicanti, anche se hanno la capacità di assuefarsi e di secondare, di adattarsi all'oscillamento delle acque, che possono essere occasionalmente salmastre da meso a eutrofiche, correnti o stagnanti, che sono quelle dei potamogeton. Molte cenosi di questa classe sono minacciate da interventi idraulici, dalla solita eutrofizzazione, dall'inquinamento che diminuisce la permeabilità alla luce, con aumento quindi formazione di depositi fangosi, putridi e formazioni di masse algali filtrose. Sarebbe sempre molto interessante individuare gli elementi
che minacciano la sopravvivenza di queste comunità vegetali. Poi abbiamo la classe dei Bidentetea tripartite, caratterizzate dalla presenza di specie molto spesso terofitiche, cioè specie annuali, a rapido e breve ciclo vitale, vegetazioni pioniere di primo insediamento, annuali, nitrofile, molto spesso nitrofile, ed igrofile, di suoli ricchi in azoto, fangosi o limoso-ciottolosi in aree retroriparie di stagni e laghi planiziali. Di solito si tratta di quella fascia appunto che sta all'interno delle ripe degli stagni e dei laghi, che molto spesso sono frequentate sia da animali domestici che da fauna selvatica, che gli arricchisce quindi in deiezioni che vanno all'abbeveraggio, e si nota un esempio molto eclatante in Europa come siano esposte per queste condizioni di umidità, di nitrofilia e via dicendo, ad essere invase da specie terofitiche congeneriche molto competitive, molto aggressive, per cui per esempio il Bidens tripartitus, poco tempo fa si chiamava Bidens tripartita, adesso è diventato maschio, c'è avuto anche lui un cambiamento di genere, Bidens tripartitus, spontaneo, non lo si trova quasi più, è stato completamente sostituito, scardinato dal nordamericano Bidens frondosus. Questo è un esempio eclatante di come ci possa essere nel corso dei tempi un esempio, diciamo, molto chiaro, molto evidente della pericolosità delle specie invasive che nelle classifiche internazionali dell'UICN vengono messe al primo posto nel minacciare la biodiversità, diciamo, domestica. Poi abbiamo un'altra classe molto interessante di vegetazione effimera, in quanto si presenta si manifesta in periodi molto ristretti dell'anno, generalmente primaverili, anfibia, di stagni temporanei, che poi si prosciugano nel corso dell'anno, soprattutto nei mesi estivi, caratterizzata prevalentemente da specie annue, quindi molto fugaci, terofite, a cui si accompagnano talora emicritofite e geofite di piccola taglia, tipica di suoli periodicamente sommersi da acque con caratteristiche oligotrofiche, quindi poveri in nutrienti, ma anche eutrofiche o raramente subsalse. È una classe a gravitazione mediterranea che nella regione eurosiberiana alla quale apparteniamo noi come Padania è rappresentata soltanto dal Nanociperium flavescens. Ormai lo si vede pochissimo, con specie molto rarefatte nelle pianure, per cui ci è dato di incontrare solo sporadicamente e non senza emozione specie quali Cyperus fuscus, Cyperus flavescens, Litrum, Hissopifoglia, che sarà un ventennio che non lo vedo più in giro, quindi è un tipo di vegetazione in forte regressione, in declino, che non è ancora studiata. Molte cose ci spariscono sotto gli occhi prima di poter essere descritti nei nostri territori. Altra classe poco nota in Italia, il Litorelletea, vegetazione perenne, bassa, anfibia, pioniera, che colonizza sponde di laghi e stagni di zone montane con acque da oligotrofiche a mesotrofiche. Io per la verità non l'ho mai incontrato. Deve essere presente in piccoli frammenti, poi sponde dei laghi alpini, tra gli alpeggi, il pascolamento, i lavori che ci hanno fatto, insomma praticamente non ci sono più le condizioni, se non sporadiche, forse a livello di qualche specie l'ho trovata, ma non ormai più come
come elemento costitutivo del micropaesaggio. Spariscono la Eleocaris acicularis, i Samulus valerandi ancora abbastanza frequente anche in pianura, la Baldelia ranunculoides, anche ormai diventata una specie estremamente rara e minacciata. Questa è una classe invece che si trova prevalentemente anzi direi in Italia esclusivamente nelle zone montane, nell'Europa centrale può scendere anche ai livelli collinare planiziale, da noi però limitata alle zone boschive di cui gode la frescura e l'ombra, è una specie quindi, è una vegetazione intranemorale con ampia partecipazione di briofite, di muschi, legata alle sorgenti fredde, piccoli corsi d'acqua e pareti stillicidiose o fortemente umide in ambiente da acido a neutro alcalino, dal piano bioclimatico supra al CRI oro temperato, faccio per dire la zona dei Mughi, dei Barranci, raramente in quello planiziale. In Europa tutte le comunità sono più o meno minacciate e ovunque in forte regressione, specialmente quelle planiziali o collinari. In Italia è limitata alle zone montane, con distribuzione intraforestale del Carichon, due alleanze abbiamo, il Carichon remote e il Cratoneurion commutati a prevalente composizione muscinale briofitica. Poi abbiamo la grande classe, diciamo così, delle vegetazioni elofitiche palustri in senso lato, quelle che sono le più diffuse, conosciute quasi da tutti, soprattutto dagli ornitologi, perché costituiscono la base trofica per la quasi totalità dell'avifauna legata ad ambienti umidi, quella che è stata interessata soprattutto questa, insomma, da noi dalla Convenzione di Ramsar del 71. Comunità perenni di elofite, di piante veramente palustri ed acquatiche, che non galleggianti ma radicanti sul fondo, con le rosette basali sommerse, ma con gli scapi fioriferi che fuoriescono dalle acque, che colonizzano ambienti palustri, paludosi, lacustri e fluviali su suoli da eutrofici a mesoligotrofici di acque dolci e salmastre. L'eutrofismo delle vegetazioni paludose non è necessariamente da inquinamento, ma soprattutto da, diciamo, depositi organogeni che creano però a loro volta grossi problemi di anosia in questi sistemi se non vengono ad una senescenza progressiva di corpi idrici se non interveniamo con una gestione attiva. Non è detto che sempre dobbiamo conservare le cose. L'aspetto conservativo negli ultimi decenni, lo sappiamo tutti, è andato ridimensionando nei confronti di una gestione attiva, di interventi attivi, mirati e flessibili. Le principali minacce consistono nel rimodellamento delle ripe, nelle attività fluvionautiche, soprattutto dei fiumi di risorgiva che arrivano al mare, della pescicoltura intensiva, della spinta eutrofizzazione per eccessiva presenza di fauna. Questo va detto. Nella regione Friuli, invece, nella mia regione, 16.000 ettari di lagune ospitano circa 380 specie di uccelli, di cui 313 si trovano alle foci dell'Isonzo, 313 specie. Ma questo è un principio che viene espresso dicendo che la densità, di solito la densità faunistica, è inversamente proporzionale all'estensione degli habitat residui. Se io ho un albero camporile in un'area in cui abbiamo tagliato completamente i boschi, la densità delle specie e d'uccelli sono inversamente proporzionali all'estensione dei boschi, quindi sono concentrate nell'unico albero che abbiamo lasciato. Siccome abbiamo distrutto il 95% delle zone umide, in queste aree umide residuali la concentrazione della fauna, cosa di per sé positiva perché garantisce la sopravvivenza di questa fauna,
ci ritorna però in qualche modo come un boomerang, perché c'è un'eccessiva, ma non per colpa per il fatto che abbiamo ridotto estremamente l'estensione delle superfici umide e quindi in quelle che rimangono c'è una concentrazione di avifauna che può costituire un problema e difatti io che sto un po' osservando da noi, dalle foci dell'Isonzo, la Corna e via dicendo, vedo che c'è un impoverimento dell'elemento vegetale, perché c'è una spinta eutrofizzazione e quindi una selezione delle specie, rimangono soltanto quelle che sono in grado di sopportare alti contenuti d'azoto nelle acque. Questo è anche un problema di cui si deve tener conto nella gestione delle zone umide. E non visto soltanto con approccio zoologico-faunistico, ma con approccio olistico del pensiero sistemico, di considerare l'insieme nella sua complessità relazionale e non estraendo uno degli elementi costitutivi, privilegiandolo per motivi, diciamo così, sentimentali, di passione. Per dirvi, cito qua, vi riporto due esempi abbastanza significativi di come queste aree residuali possano costituire gli unici biotopi per la salvaguardia di determinate specie, anche animali. L'intersezione fra i due fenomeni. Nel Caricetum elate, una volta associazione molto diffusa, ormai ridotta anche quella, qua c'è la torbiera di Lazzacco che è un biotopo del fiume Reggio Giulia, è l'unico sito italiano in cui è presente la più piccola damigella europea. Mi spiegano gli entomologi che si chiamano damigelle le libellule, quelle molto piccole, in questo caso è la Nehalenia speciosa. Questa è l'unica località, adesso stanno pensando di come fare per aumentare le possibilità di questa graziosissima specie di libellula, ma il problema non è semplice. Bisogna che ci sia questa caratteristica strutturale dei grandi carici come la caris elata che crea una cotica discontinua intermittente con piccole fosse che si riempiono d'acqua, questa discontinuità del cotico che costituisce zona di rifugio che mantiene le acque abbastanza calde anche durante l'inverno per lo sviluppo delle larve. Insomma, ci sono delle interrelazioni che gli specialisti stanno studiando e che ci dimostrano di quali sono le complessità del sistema vita. Anche un altro esempio significativo, la cavalletta, una piccola cavalletta molto graziosa, la zeuneriana marmorata, che si riteneva estinta per l'Italia, viene ritrovata nei canneti dell'Iset, in provincia di Gorizia, in un'area contigua all'area portuale ed industriale del centro di Monfalcone. Quindi sono cose incredibili di come biotopi residuali possano costituire un luogo di sopravvivenza per specie di estrema rarità, in forte declino. Quindi non si deve mai sottovalutare, diciamo così, la sopravvivenza, quanto facciamo noi anche quando si riesce a salvare dal disastro del territorio anche piccoli lembi di naturalità. Poi abbiamo questa grande classe molto interessante a distribuzione boreale, quindi nordica in Europa, da noi limitata ovviamente alla catena alpina, di torbiere acide oligotrofiche, cioè poverissima in nutrienti, con vegetazione perenne a dominanza di specie del genere Sphagnum, con insediamento di Phanerogame erbacee, soprattutto ciperacee, nanofanerofite e talora di fanerofite. Minaccia anche qui prosciugamento ed eutrofizzazione che favoriscono la loro trasformazione in brughiera delicacee. Si vengono così a perdere importanti riserve d'acqua per il territorio, bacini di filtraggio. Le specie minacciate sono le due ormai rarità, Vaccinium oxycoccus, Andromeda polifoglia e la Caris pauciflora.
La minaccia è che molto spesso queste torbiere si trovano in area nell'alpeggio. Io sono uno che favorisce l'attività dell'alpeggio, però entro certi vincoli, bisogna stare molto attenti perché poi ci vanno le vacche pesanti, calpestio, c'è la trasformazione del pH delle acque attraverso le deiezioni degli animali, insomma per buona parte sono state cartografate e delimitate, non so quanto però esse riescano ad essere sottratte all'uso, vabbè che anche gli alpeggi si sono ridotti. Da noi in una zona che presenta ancora questi elementi, anche se è priva delle specie più qualificanti, vogliono fare un villaggio turistico per esempio. Poi abbiamo la classe, anche questa molto importante, molto diffusa, notevolmente studiata nell'arco alpino, che è quella delle classiche torbiere da basse ad alte delle Alpi, una vegetazione nordica con 2 centri di distribuzione al nord e poi nelle Alpi. Delle torbiere basse a prevalenza di ciperacee, con eventuale presenza di stagne e di altre briofite, che si rinviene dalla pianura, e il margine pedemontano in Italia era abbastanza ricca di queste vegetazioni residuali ai piedi delle Alpi, al piano bioclimatico crio-oro temperato, quindi quello che una volta si chiamava subalpino superiore, quello che presenta ancora forme, diciamo, cespugliose di vita, su suolo torboso o minerale. Da neutro alcalino, si parla anche di torbiere alcaline, noi associamo al concetto di torbiera di solito sempre suoli acidi, ma ci sono anche delle torbiere alcaline, di cui esistono ancora esemplari, diciamo, degli esempi, ancorché limitata nell'alta pianura, non soggette a periodi di prosciugamento. Si trovano spesso in aree agricole, fortemente minacciate da eutrofizzazione e interventi di bonifica, soprattutto quelle dell'alta pianura, che sono state bonificate, trasformate in mais e via dicendo, di cui ci parlerà l'amico Fiorentina, anche perché ci sono stati degli interventi Biodinet, Life, per salvare qualche lembo anche in Friuli, per fortuna che ha avuto un ottimo esito. Le basse torbiere, stiamo attenti, sono esposte a forte mineralizzazione se vengono prosciugate, di modo che si libera l'azoto che favorisce l'entrata di specie d'orlo e di arbusti. È il prosciugamento che scatena la successione secondaria attraverso questo surplus di azoto che favorisce l'entrata di cespugli e quindi la completa trasformazione della torbiera, soprattutto da parte di Salis cinerea e Frangula alnus, che sono favorite da questa liberazione di azoto. Noi abbiamo in pianura soprattutto comunità calcio-oligotrofiche del Caricio Ndavaliane, con scomparsa di reliti glaciali, rincospora alba. Quante stazioni ormai di rincospora alba e fusca ci sono nell'alta pianura padana? Drosera, specie plurime, Primula farinosa, Eriophorum latifolium, Cares dioica, Davaliana, Pinguicola vulgaris, Dactylorhiza incarnata, Orchis laxiflora, Orchis palustris, tutta una serie di Lepipactis palustris, una serie quindi di orchidacee e anche di specie di grande pregio, che sono dei documenti preziosi del passato, dell'immediato passato post-glaciale al margine delle Alpi, che in quell'epoca che si sono costituite, al momento del ritiro del glacialismo quaternario.
Questa classe è particolarmente interessante per questi fenomeni perché, a differenza delle altre, ha dato luogo a una neospeciazione. Si sono formate nel postglaciale specie nuove. E perché questo? Specie endemiche, Armeria elodes, Centaurea foro iulensis, Eufrasia marchesetti, Senecio ribularis, che ho studiato abbastanza nel dettaglio, probabilmente per una deriva genetica dovuta all'isolamento per dealpinismo. Queste vegetazioni che si sono formate al fronte, lungo il fronte esterno dei ghiacciai che si ritiravano, ha separato queste specie dal contingente di specie che sono risalite lungo le Alpi. Quindi sono rimaste per lungo tempo separate, hanno dato luogo probabilmente a mutazioni che si sono fissate, che non si sono rimescolate in popolamenti vasti, e hanno dato luogo a dei piccoli ma interessantissimi endemismi locali. Questa è l'unica classe di vegetazione umida che rispetto alle altre presenta un tasso relativamente di rilievo in specie endemiche. Quindi, oltre che per i suoi servizi ecosistemici, è anche molto importante per la sua funzione di elevata biodiversità, di pregio. Questo è un aspetto magnifico. Questa qua in primo piano è appunto l'Armeria helodes, che ho descritto io insieme ad un giovane collega, che era data dalla Flora Pignati come Armeria purpurea, che è presente nel nord delle Alpi. Siccome il genere è un genere propenso agli endemismi, alla differenziazione, è un genere ancora potenzialmente geneticamente molto ricco, mi è venuto il sospetto che non si trattasse dell'Armeria purpurea e transalpina. Mi sono preso un mazzetto di esemplari, sono andato a Memmingen nel Baden-Württemberg, dove un collega tedesco mi aveva indicato il punto, un biotopo recintato dove c'è l'unica presenza della specie affine Armeria purpurea, tutte e due differenziate rispetto all'Armeria alpina, sono strettamente imparentate all'Armeria alpina, marittima alpina. Quindi c'è stata una differenziazione negli avanterra alpino a nord e a sud delle Alpi, e ho visto subito la differenza evidente fra le due specie. Quindi ancora in Europa questi ambienti ci consentono di scoprire specie nuove, che non è poca cosa dal punto di vista della conoscenza. La grande classe dei prati stabili, dei prati umidi freschi, Molinio Arenateretea, classe vastissima che include la quasi totalità dei prati d'asfalto, e che noi qua considereremo soltanto nell'ala meso-subigrofila dell'Arenatherium elazioris, vegetazioni erbacee caratterizzate dalla presenza di Poa silvicola, l'olio multiflorum, Alopecurus pratensi, nonché i prati decisamente igrofili a Molinia cerulea, Plantago altissima, Senecio ribularis, Dactylorhiza maialis, Eufrasia marchesetti, Sesleria uliginosa, tutte specie di estremo interesse in forte rarefazione, dei prati, formazioni erbacee che rientrano ancora nella definizione di prati stabili, e che in Friuli, per i quali è stata emanata una legge di tutela che però è del tutto insufficiente, cioè è già qualche cosa, è un primo atto, ma non basta. Perché non basta? Perché se noi svincoliamo questi prati stabili e obblighiamo i proprietari alla loro gestione senza ricompensa e senza un'integrazione, per esempio, in un ciclo economico produttivo, quale quello delle latterie sociali in pianura, in modo che si attingano a questi foraggi, o che non utilizziamo, nel caso che non ci sia la possibilità di un'attività zootecnica, di produrre delle biomasse, magari sacrificando una parte di questi prati stabili alla coltivazione di piante energetiche per fare dei miscelaggi che consentano la produzione di calore. Questi prati stabili vengono abbandonati necessariamente dai loro proprietari, che non si accollano, non si sentono di accollarsi il peso di una gestione
e anche dello smaltimento del foraggio che non viene introitato dal comparto zootecnico. Come si fa a fare una gestione? È una legge monca, io gliel'ho detto, insomma, non si può fare, non basta dire non potete arare questi prati, va bene, li abbandonano, dopodiché viene la successione secondaria, si incespugliano e ritornano a bosco. Quindi non bastano le leggi, come dire, proibitive, coercitive, negative, senza inserire questi beni, che io riferisco beni naturali ma culturali e anche culturali, in un ciclo produttivo che li renda in qualche modo economici. Quindi, insomma, sono destinati comunque a sparire se non si interviene attraverso dei provvedimenti supplementari. Quindi sono gli esempi appunto di questi relitti interessantissimi, la rincospora alba in pianura, che ormai è diventata un fenomeno di estrema rarità. Poi abbiamo la classe degli agrostietee stolonifere, vegetazioni di praterie più o meno lungamente sottoposte a inondazioni ed a pedonamento da animali in condizioni naturali, e legate ai territori di pertinenza fluviale, per lo più all'interno di strutture di difesa, come si chiama, dighe, argini e via dicendo, no? Che anche hanno un loro interesse, che andrebbero analizzate. In forte contrazione anche queste, con delle specie di un certo interesse quanto alla Plantago Major intermedia, Linula britannica, e poi sarebbero anche ci sono dei prati umidi interessantissimi ad Aropecurus e Pratensis che stiamo studiando all'interno delle golene sottratte al libero deflusso ed arginate, che mantengono però un ambiente gradevolissimo e che producono un foraggio piuttosto di buona qualità, che molto spesso viene inutilizzato, come dicevo prima, per assenza di un coordinamento con il comparto zootecnico, lattiero-caseario. Mancano queste integrazioni. E poi andiamo sui boschi, di cui mi pareva lei appunto metteva in particolare rilievo le cose che fate voi nel Veneto e che noi ahimè invece non facciamo. Vegetazione degli Alnetea glutinosi, anche qui rettifica di corsi d'acqua, abbassamento della falda, eutrofizzazione, pulizia degli alberi, c'è la mania adesso di fare gli alberi puliti partendo dal presupposto ideologico, io parlo di ideologia ingegneristica, che la vegetazione in alveo o delle ripe sia qualcosa di sporco, perché se mi parlano di interventi di pulizia e mi tagliano gli alberi anziché tirare via i pneumatici, allora io dico che questo è un pregiudizio di tipo ingegneristico, che la vegetazione naturale sia qualcosa di sporco che vada pulito. E mi lasciano il pattume dentro negli alberi, questo l'abbiamo sperimentato noi adesso in un intervento che è stato fatto dall'assessorato della pulizia dei torrenti. Dunque, controlliamo le emozioni. Vediamo la classe dei salici, dei salicioncinere, fa parte di una classe salicetalia aurita che ha gravitazione centro-nord europea, da noi rappresentata dall'unico alleanza salicioncinere con la Salis cinera, che è una più delle specie spondicole, salici spondicoli di maggiore diffusione, ma non solo, anche nelle vegetazioni palustri, con una grande valenza ecologica. Mi manca ancora, oppure ho già superato? Bon, allora vado. Abbiamo fatte troppe di queste classi. Ma che dica, ma come sarebbe come dire che la flora italiana ha troppe specie, 7.000 specie, quando abbiamo un livello così alto di biodiversità? È logico che l'organizzazione di questi elementi porta a un numero elevato di cenosi, di comunità, no? Che si è fatto? Non abbiamo né merito né colpa di essere così ricchi, ahimè. Solo responsabilità. Sì. Dunque, anche questi boschi umidi
e delle immagini come queste è difficile ormai trovarle in tutta la pianura, insomma, no? Allora vado avanti, poi la Salicete, abbiamo questi, i salici, tutti i popolamenti di salici pionieri nei Greti, no? Sarebbe lunghissimo, spero che qualcuno lo faccia, le funzioni che queste comunità arbustive hanno nel regolare il deflusso delle acque nei torrenti alpini, ma non solo, con specie, come si chiama, specie esposte all'estinzione, Medicaria germanica, Lippofa e Rhamnoides fluviatilis, che risentono molto più dai disequilibri determinati nella idrodinamica, determinate dalle opere civili, dalle infrastrutture ingegneristiche appunto, no? Che spostano la formazione di banchi di sabbia e via dicendo, togliendo l'habitat dalla milicaria e così via. Sono problemi molto importanti e sono ambienti esposti all'influenza particolarmente forte delle specie invasive, anche di tipo macroinvasive, di tipo arbustivo e via dicendo, no? E poi qua io mi riproponevo di fare un discorso, ma lasciamo stare, molto interessante, sulla presenza dei pioppeti lungo il Po, lungo i grandi affluenti, Brenta, Tagliamento e via dicendo, che stiamo studiando da anni. E abbiamo problemi di biogeografia molto interessanti, di soglia, questi nostri pioppeti padani, ancorché massacrati, esposti all'invasione di Amorfa fruticola, tanto per dirne una, per cui ci tocca chiamare queste associazioni con l'ausilio di una neofita, perché è la più forte differenziale rispetto alle vegetazioni analoghe isoecee dell'Europa mediterranea, di quella a nord delle Alpi, che comunque rappresentano un fenomeno assai interessante di attenuazione della mediterraneità. Non entrano ancora le specie del centro Europa, siamo in una situazione di soglia ecotonale dove va pesato col bilancino, se caschiamo di qua o caschiamo di là, io la faccio cascare a nord e dico, cioè no, la tengo legata a sud come Popuglio, vegetazione mediterranea di transizione nella variante submediterranea dell'area temperata. Non è, un po' complicato. D'altra parte la natura è complicata, questo è il problema. Come possiamo dare delle risposte semplici ai problemi ingrovigliati? Non è? Già la schematizzazione mentale che facciamo è una semplificazione. Questi 15 classi sono una semplificazione in realtà della realtà, sono schemi mentali che sono però indispensabili e sono ineludibili, direi. Bobo. Altro bellissimo tema, questo da fitosociologi, la presenza nel nord Italia della classe descritta per la Balcania dell'Arnoquelgia roboris, comunità di boschi paludosi caratterizzati dalla dominanza di Farnia, Ulmus mino, Fraxinosicarpa, l'angustifolia oxicarpa. Parlavo con la collega forestale di quanti problemi adesso ci sono nel rinnovamento di questa specie e di questa specie diciamo a grande vitalità esuberante, e quanto sarebbe interessante riferirci negli interventi sevicolturali a dei modelli naturali come schemi di riferimento a cui tendere. Si bada troppo poco a queste cose, no? La presenza di modelli, a parte che li abbiamo distrutti, ma là dove ci sono devono costituire un punto d'arrivo, non dico di riproporli nella loro interezza, che sarebbe cosa possibile, ma un modello di riferimento, se no si va a capocchia, si va così a braccio e su aspetti strutturali fisionomici, ma non si va sull'essenza delle cose. Sarebbe un discorso da fare a sé. La situazione della pianura padana, va bene, lasciamo stare questo, ve l'ho detto a voce, le specie mediterranee ingressive diventano rare e sporadiche, mentre si nota già la presenza di qualche elemento mesigrofilo.
Ecco, questo volevo però dirvi, lasciamo stare il Lion in cane, delle ontanette di montagna, che anche queste corrono un grosso pericolo, perché gli interventi idraulici fanno sì che c'entra dentro la picea, c'è una coniferizzazione dei boschi di sponda nei tratti montani, il Lanus in cane viene scalzato dalla picea, appena che io rompo questi equilibri dinamici, rapporti con l'acqua, e impedisco per esempio le inondazioni periodiche, entra la picea o Pinus silvestris e fanno fuori l'Anus in cana. Grossi problemi questi qua, no? Grazie per l'attenzione. Volevo aggiungere solo ancora una cosa. Non mi stancherò mai, so che sono una voce che parla nel deserto, grazie al cambiamento climatico che va verso una desertificazione delle nostre aree. Ma quando quando ci si mette in testa c'è l'ambizione lodevolissima di una ricostituzione del manto forestale, non dobbiamo avere soltanto l'aspetto ecologico, che è pure fondamentalissimo, ma dobbiamo avere anche in testa, cosa più difficile perché è più raffinata e meno facile capire e cogliere, l'aspetto biogeografico, che è quello che dà l'identificazione del territorio. E questo è un aspetto molto sottovalutato. Con questa, scusatemi la cosa, ma mi sentivo di dirlo, per un aspetto fondamentale che viene del tutto, di solito del tutto trascurato. Insomma, si guarda soltanto l'albero, ma dalla somma degli alberi non deriva la foresta. Vi ringrazio.